Tizio, come stai? Benissimo. Dovresti provarlo. Agenzia Funebre Grau. Non sbagli. Oh, Eh, piangi però, piangi molto. non mi viene. Non mi Piangi, viene. piangi. Aia! Lifestyle. 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 Parrucchieri uomo, donna, bambino. Via Sardegna 90B, Oristano. Costruzioni Antonio De Muru, costruzioni e vendita appartamenti. Via Sardegna 90C, Oristano. Amici di Oristano Rosso Blu ed Effetto Serra, ben trovati a questo nuovo appuntamento della rubrica 45 minuto. Siamo nell'intervallo di Cagliari Salernitana, Cagliari 2, Salernitana 0. Ben trovato a Fabrizio Serra. Ciao Fabri. Ciao, buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te e anche buon pomeriggio anche a Federico. Ciao Fede, ben trovato. Ciao a tutti. Buonasera. Finalmente un Cagliari guerriero, finalmente un Cagliari che mette sotto l'avversario, ce lo possiamo dire tranquillamente, Fabri? Allora possiamo dire una cosa, che la vittoria di Empoli ha sicuramente dato morale e ha dato spirito di squadra. Io questo pomeriggio, perlomeno per i primi 45 minuti, posso dire che finalmente sarà anche il fatto che comunque Ranieri ha trovato una quadratura del cerchio, comunque con uno zoccolo duro, che poi è lo stesso che praticamente sta andando avanti dalle ultime 3 settimane, le ultime 3 partite, e continua a confermarsi sullo stesso stile, una squadra compatta. L'arrivo di Mina e di lo stesso Gaetano ha dato qualità e sicurezza in tutta la squadra, non solo diciamo così nella qualità del singolo giocatore, ma proprio tutti i reparti. Mina, l'abbiamo detto più volte anche durante le altre dirette, insomma, di fatto ha sollevato l'asticella a lui e ha dato sicurezza anche agli altri interpreti. Io francamente vedo Zappa oggi che ha giocato bene, fatico a vedere uno più bravo dell'altro. Abbiamo giocato di squadra e soprattutto quello che, come dicevi giustamente tu prima, Gianluca, la squadra oggi non è parsa in difficoltà. Per la prima volta rispetto ad altre partite, la squadra la partita la sta facendo, che non vuol dire per forza dominare, perché il pallino c'era la Salernitana, il controllo del gioco, diciamo, far girare il pallone, c'era la Salernitana, però il Cagliari quando ottiene il possesso del pallone sa cosa deve fare e non è un caso che ogni volta che abbiamo avuto il pallone fra i piedi c'è stato qualcosa, o il gol o qualche azione pericolosa. Ecco, da qui io sono convinto che si possa ripartire. Buon pomeriggio Bruno Corda. Ciao Bruno, ben trovato. Buon pomeriggio ragazzi, tutto bene? Vedi Buonasera. che sguardi, Finalmente sorridenti, dai. sorridenti, rilassati. Sa che è capitato poche volte in 28 gare di questo campionato. Sì, devo dirvi che naturalmente per esperienza le squadre ultime in classifica le ho sempre temute molto a fine campionato. Le squadre praticamente retrocesse sono mine vaganti paurose perché giocano la partita del giovedì, giocano quelle partite quando non hai bisogno di fare il risultato, e quando tu non hai bisogno e non hai la paura della sconfitta perché rischi qualcosa, diventi molto pericolosa, fermo restando che comunque sul piano individuale degli uomini non è mica una cattiva squadra, lo diceva bene Ranieri alla vigilia. Candreva 37 anni ma fa sempre la differenza anche in questa categoria, anche in Serie A. Sì, tutto è diventato più facile dopo il gol di Lapadula, il raddoppio, insomma ti mette veramente in assoluta tranquillità, sempre con un pizzico di prudenza, ecco.
queste sono quelle partite che puoi sbloccarle e quelli si scatenano e magari capovolgono il risultato in un quarto d'ora, altrimenti sono partite che possono finire 4-0. Sono le partite, tra virgolette, di fine campionato, quando i giochi sono per la squadra che stai affrontando praticamente terminati. Con 14 punti in classifica non puoi pensare di fare 20 punti nelle prossime 9 o quante ne mancano? 10, 9, 10 esattamente. Dopo 10 questa gare. 10, Bruno. Esatto, sì, sì, infatti erano 11 con quella attuale, quindi 10 campioni, 10 partite, insomma. Quindi dai, qualche volta cerchiamo anche di goderci il risultato del primo tempo, perché c'è sempre stato qualche problema. Intanto la terza volta della formazione, finalmente qualcuno dirà, ma finalmente lo dice soprattutto Ranieri che ha trovato La quadra. con Minà ha trovato il personaggio, ma non tanto dal punto di vista tecnico, perché Minà, per quanto mi riguarda, non è superiore a Goldaniga dal punto di vista tecnico. Questo è forte proprio fisicamente, questo è un giocatore che ha una grinta e soprattutto trasmette la sua cattiveria calcistica, naturalmente, ecco, trasmette ai compagni di reparto. Quindi siamo diventati finalmente, vi ricordate quando io dicevo che era una squadra triste, una squadra che aveva un unico leone, che era proprio Nandez, l'unico combattente? Ecco perché io ho sempre spinto per Deiola. Perché dicevo Deiola? Perché è l'unico che incarna in questa squadra con Nandez lo spirito del battagliero, ecco, di chi non si vuole arrendere. Quando parlavo di incontristi con Valerio, con tanti altri nostri amici, il Cagliari è da anni che non ha incontristi, ragazzi. Siamo ai tempi di Bisoli, tra un po' che ci manca il mediano di rottura, capite? E servono. Io faccio sempre l'esempio del Milan, degli invincibili, di Baresi, Maldini, Costa Curta, Donadoni, Gulliti, Van Basten, Rijkaard. Cioè, ragazzi, c'era un certo Colombo, nessuno se lo ricorda. Se io chiedo a 100 persone chi era l'uomo che si faceva il mazzo veramente, chi lavorava, chi faceva legna per i compagni negli anni 90, era proprio Colombo. Capito? Sono quei giocatori che tecnicamente non te li ricordi, ma sono molto utili nelle squadre, troppo utili. E Cagliari non aveva nessuno, Macumbu non marca, Prati non marca. Ditemi un marcatore in mezzo al campo che faceva da barriera. Forse il povero ragazzo acquistato dal Verona, ricordatemi il nome, che si è scomposato. Sulemana, ma neanche lui non ha lo spirito. Tu lo vedi dagli occhi il combattente, lo vedi quando lo inquadrano. Tu guarda Deiola e guarda Sulemana, o guarda Macumbu, o guarda Prati, o lo stesso Dossena. Dossena aveva proprio bisogno accanto a sé di una, perché ti trasmette lui questa carica nervosa, questa carica agonistica. E a noi mancava, ragazzi, avevamo 47 gol, mi pare che abbiamo subito 47 gol prima che arrivasse. Vabbè, poi lasciamo perdere la partita di Roma, lui aveva esordito il giorno. Ma il giorno vi ricorderete che io vi ho detto, finalmente ho scoperto un giocatore fondamentale, uno che nei primi 5 minuti incontra Lukaku e mette paura a Lukaku, ma non sul piano tecnico, ma quando lo ha affrontato a muso duro, e si è ripetuto a Cagliari contro il Napoli con Osimhen. Ecco, questo era. Io sono sicuro che Ranieri sta festeggiando perché ha capito che attraverso questi due, Gaetano e Minà, andiamo in carrozza, non voglio esagerare adesso con l'ottimismo, perché con tutta la gente morta che c'era fino all'altro giorno, ma no, ma dico, con tutta la gente disperata, che quello era un bollito, che ormai era anziano, che doveva dimettersi, e invece vedi, si è dimesso e nessuno ha capito che era un'opera d'arte che ha fatto. È talmente furbo, è talmente intelligente, la sua è stata un'opera d'arte. Lui è entrato negli spogliatoi, ha mandato a quel paese tutti, capisci? Li ha protetti per 23-24 gare, li ha sempre protetti, si è sempre messo davanti dicendo sono bravissimi, combattono, li vedo in allenamento, sono fantastici. Poi quel giorno ha deciso di compiere la magia. È entrato negli spogliatoi, li ha aggrediti e li ha messi davanti al fatto compiuto.
e gli ha detto o tirate fuori gli attributi o io vi mollo così e sono affari vostri. Capisci? È stato mirato, è Bruno. stato scientificamente organizzato. Grazie Prego. Bruno. Fede, Allora, siamo sei contenti d'accordo su quello che ha per... detto Bruno? Possiamo già dire, ti faccio questa domanda, possiamo già condannare la Salernitana? non andare alla sconfitta odierna, intendi? Diciamo dai. Dai. Tu lo sai che io per queste cose, nel senso, cioè sempre siamo Lo so, per quello ti ho tranquilli. fatto la domanda. No, ma più che altro perché comunque sono partite complicate, ovvero quelli che hanno da perdere siamo noi, perché loro non hanno da perdere niente. Sono 14 punti in classifica. Ho notato nel gioco della Salernitana, occasione tra cui abbiamo trovato il gol del vantaggio, che loro ci lasciano spesso e volentieri con quel modo di avere la difesa così alta, gli spazi per partire in ripartenza. E sono le stanno cose, prendendo però purtroppo, Fede, essendo ma in sono difesa cose così cose che noi abbiamo sfruttato e che ripresentandosi al secondo tempo sarebbero da risfruttare. Io penso che la partita, ovviamente, a livello di risultato ce l'abbiamo in mano. Dobbiamo essere bravi noi a non commettere errori e non farli rientrare in partita. Perché comunque per noi 3 punti oggi sono fondamentali, come sono fondamentali anche punti fatti in passato. E ricordiamoci che stiamo parlando anche qui di uno scontro diretto, quindi una vittoria oggi va a valere il doppio. Posso sì. Vai Fabri. Volevo aggiungere un altro elemento importante che è stato anche, abbiamo affrontato anche noi durante queste settimane, cioè il discorso legato al mercato, all'aggiustamento della squadra, al fatto che avesse delle criticità che permangono, per carità, non è che una vittoria fondamentale come quella di Empoli o questa che potrebbe arrivare abbiano cambiato comunque la valutazione. Però un'altra valutazione invece la voglio fare. Non è detto che chi più spende meglio spende nel calcio, nel senso che la Salernitana ha cambiato veramente tantissimi giocatori, per carità, Manolas non lo scopriamo oggi, Fazio non lo scopriamo oggi, per fare 2 nomi importanti che ha portato il direttore Sabatini. Noi abbiamo fatto 2 acquisti, mentre su Mina si diceva che era un rincalzo della Fiorentina, che non riusciva a giocare neanche una partita titolare, chiuso come era da Ranieri. Per quanto riguarda invece Gaetano, nessuno sapeva chi fosse poi fondamentalmente, perché nel Napoli, quando parliamo del Napoli mica parli di Gaetano, parli di Kvaratskhelia, parli di Osimhen, parli di Anghissà, cioè giocatori ovviamente di un certo livello. Ora, col senno di poi, possiamo dire che a chi, e per i quali magari anche io in qualche modo, non dico che ho criticato, ma il punto interrogativo me lo sono messo, dico a quel punto è stata fatta una scelta intelligente, cioè puntellare la squadra, non rivoluzionarla. E mi auguro che nel futuro 2 giocatori così, che si stanno dimostrando assolutamente integrati nella realtà di Cagliari e nella squadra e nella città, possano restare, perché Mina comunque ha 28 anni, non è vecchio, Gaetano è ancora più piccolo, addirittura ha 20 anni, mi auguro che la società faccia qualcosa per poterli trattenere. Credo che valgano sicuramente molto. Nel frattempo Fabri, Mina ha ho giocato anche visto... nell'Everton, giusto, è vero. Nel frattempo ho buttato l'occhio su DAZN e ho visto che Shomurodov si stava mettendo gli scarpini. Pensate che possa Credo entrare? per Gaetano, perché l'ho visto uscire accompagnato dal dottor Scorcu. Ha preso qualche Così, botta? però ripeto, Fabri? io anche sto parlando da DAZN, quindi è semplicemente una riflessione su quello che ho visto alla fine del primo tempo. Ok. Dicevi, Fede, scusami? No, che Mina è comunque tutti quanti quando noi abbiamo pensato che magari fosse un giocatore un po' bollito, ma è uno che ha giocato nell'Everton pure, in Premier League. Quindi voglio dire, la sua mano d'aiuto la sta dando anche a livello caratteriale. Mi tira le orecchie, perché mi ricordo nella parità scorsa con l'Empoli ha tirato le orecchie a Zappa, tra virgolette, per un errore che ha combinato prima del nostro gol del vantaggio, ovviamente. Giocatori così possono solo che farci bene. Nel Anche frattempo per crescere. confermo il cambio, Fede, perdonami, entra Shomurodov al posto di Gaetano, come diceva Fabrizio.
quindi sta per iniziare il secondo tempo. Continua pure finisci pure il tuo commento, Fede, poi No, anche io mi allego al fatto di Fabrizio che questi qui sono giocatori per i quali vale l'idea di spendere per poterli trattenere il più a lungo possibile. Poi Bruno, sappiamo com'è il mercato. Bruno, vuoi aggiungere qualcosa a quello che è stato detto da Fabrizio e Federico? Beh, credo che abbiamo detto tutti la stessa cosa, che appunto Gaetano, che è un prestito secco, ricordiamolo, perché è meglio sempre ricordare che non è comunque Gaetano un illustre sconosciuto che nessuno ne conosceva il nome, perché ha avuto la sfortuna, o meglio, anche la fortuna di vincere uno scudetto da tipo capitano non giocatore, no? Nel senso che è un giocatore di grande talento, non è un caso che sia nel Napoli, la vedo molto dura che possa scegliere Cagliari piuttosto che Napoli in futuro, a meno che il Cagliari offra cifre di un certo tipo, perché il Cagliari sta comunque valorizzando un giocatore che nella squadra di Spalletti che andava a 200 km/h con un mosaico perfetto che non potevi toccarlo. È un po' quello che faceva Sarri 5-6 anni fa, se ricordate, ha raggiunto 93 punti in classifica e ha giocato un campionato con 13 uomini. Addirittura si dice, era una cattiveria di Carmine Longo molti anni fa, che a Ranieri non devi dare rose di 25 giocatori perché lui ha bisogno di 15 giocatori e con quei 5 riesce a compiere le imprese, quella che ha fatto con il Leicester e quelle che faceva a Cagliari quando otteneva possiamo le due dire, promozioni, Bruno, e la salvezza. Perdonami, che tra infortuni della rosa e tutto quanto, alla fine quei 15-16 giocatori ci sono ogni partita, grosso modo, una battuta. Sì, ma è diverso avere una rosa con 16 giocatori e averne una con 24 che devi comunque farli giocare e valorizzare, perché sono un capitale della società. Io vi lascio, vi ringrazio. Bruno, grazie a te. Con Fabrizio alle 18, con Valerio Vargiu, Fabrizio Serra e con Mario Friargiu. Oggi abbiamo un delegato della Lega, 30 anni sul campo della Santeria prima e della Sardegna Arena oggi, e sono sicuro, mi sbilancio, che commenteremo una bella festa. Buona serata a tutti. Alle 18. Grazie a te, Bruno. Ci vediamo dopo anche con Fabrizio. Saluto Federico. Ciao. Grazie a tutti per averci seguito. Il secondo tempo è già iniziato da alcuni minuti. Incrociamo le dita, speriamo di mantenere questo risultato. E ci vediamo sabato prossimo alle 15. Bravo Fede, mi hai anticipato, proprio che eri attento, bravo. Ricordiamo Per dove Monza, andiamo a giocare, Cagliari. Fede. A proposito, dimmi il risultato dell'altra partita delle 15, voglio vedere se sei attento. Primo tempo è finito 0-0. Ok, grazie, sei stato perfetto, non posso dire così non è Sassuolo, anzi Sassuolo così non dovete dire. Esatto, però, che ci viene sempre coinvolti. Grazie mille, a più tardi, a dopo alle 18. Ciao a tutti, ciao Fede, grazie, ciao.